La riattivazione completa degli ospedali del Veneto coincide con quella delle prenotazioni e i call center degli ospedali sono letteralmente presi d'assalto. Il presidente Luca Zaia parla di decine di migliaia di richieste, con tutte le conseguenze del caso per l'organizzazione del lavoro ambulatoriale e ospedaliero. Sapete che, è bene dircelo con chiarezza, sapete che abbiamo avuto parecchi mesi di assenza di prestazioni, noi abbiamo dovuto contrarre le prestazioni sanitarie da dopo il 21 febbraio, per mesi abbiamo dato una contrazione estrema, tranne che per gli oncologici le cose urgenti. Ovvio che adesso noi abbiamo gli indicatori di giugno, ve li posso dire, ci dicono più 50% rispetto al giugno dell'anno scorso. Quindi è inevitabile, nonostante si stiano aumentando le linee telefoniche, si stia facendo il diavolo a quattro, è inevitabile che se tu hai migliaia, ci sono call center che hanno circa 10.000 telefonate al giorno, capite che far fronte a tutta questa massa di attività che arriva non è una cosa facile. Il governatore chiede quindi pazienza ai cittadini. Chiedo un attimo di comprensione perché è come l'alluvione, no? Fino a un certo punto l'argine trattiene l'acqua, oltre a un certo punto tu puoi imprecare, dire quello che vuoi, ma se c'è più acqua della portata, l'acqua esce dagli argini.